Siamo nati, cresciuti, diventati grandi. In 25 anni ne abbiamo fatta di strada assieme, adesso come allora seguendovi sempre con qualità e competenza. Da GP Auto trovi una vasta gamma di veicoli industriali, auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto, in provincia di Pordenone, a Villotta di Chions, in via Maestri del Lavoro vicino all'uscita autostradale A28. Telefono 0434 6305 60. GP Auto, in strada verso il futuro. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Totaviaggi ti propone 9 giorni e 7 notti in Madagascar, in viaggio di gruppo a sole 1.490 euro. Trattamento soft all inclusive, barca gratuita per l'isola di Sakatia con escursioni e avvistamento balene. Prenotazioni entro il 30 aprile, partenza il 16 ottobre con volo da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. Il mare nel piatto, in un'oasi incantevole. A Villotta di Chions, ristorante Adriatico, il posto giusto per festeggiare il vostro evento ad un prezzo davvero vantaggioso. Lasciati tentare dalle prelibatezze del nostro chef a base di pesce freschissimo e carne. Ristorante Adriatico e anche pizzeria. È il luogo ideale per una cena romantica, un meeting di lavoro, per il tuo pranzo di nozze. Ristorante Adriatico, un magico incontro di gusto ed emozioni, in via Cadore 10, a Villotta di Chions. In questo numero, il calcio Portogruaro fuori dai play-off. Nel basket, la Polisportiva Concordia schianta Treviso e resta in Serie B. Rivoluzione nella pallacanestro del Veneto orientale. Portogruaro si defila dal progetto BBO e guarda a baloncesto. Nel volley, dopo 22 anni, Concordia ritorna in Serie D. Chiuderemo con la regina di tutti gli sport, vi faremo conoscere Giorgia Bellinazzi, la velocista portoguarese, vicecampionessa italiana allievi dei 200 metri indoor. I play-off e i play-out del calcio sono entrati nel vivo. In Serie D la Triestina è volata in finale facendo valere la miglior posizione in classifica dopo il pareggio sortito per 1-1 al Rocco con l'Abano. Gli alabardati affronteranno a sorpresa in finale la Virtus Vecomp, andata ad espugnare per 2-0 il rettangolo di gioco del campo d'Arsego. Domenica sarà la volta delle gare di andata dei play-out con il derby tra Tamai e Cordenons e la sfida tra Calvinoale e Vigasio. In eccellenza il campo ha già emesso ogni verdetto. Dopo un solo anno di militanza ritorna in promozione il Porto Mansuè, sconfitto dal Cornuda Crocetta per 2-0, e è dunque riuscito a capovolgere il risultato negativo dell'andata che l'aveva visto soccombere per 2-1.
E in promozione playoff amari per il Portogruaro. I Granata sono usciti pesantemente sconfitti per 3-0 dalla Robeganese sul proprio campo, avendo comunque molto da recriminare per non essere riusciti a concretizzare quanto prodotto nell'arco del primo tempo. Un risultato che comunque non cancella la buona stagione disputata dai Granata, culminato con il secondo posto al termine della stagione regolare. L'unica consolazione è che quasi sicuramente i playoff di quest'anno resteranno fini a se stessi. La Robeganese affronterà in finale lo Spinea, passato per 2-0 sul campo dell'Union Vipo. Eccoci qua, dopo un amaro risultato, una sconfitta in semifinale dei playoff, consoliamoci almeno con il fatto che forse questi playoff saranno inutili. Sì, secondo il regolamento di quest'anno diventava complicato comunque anche vincendole tutte e due, però noi avevamo preparato questa partita per passare, per dare un'altra soddisfazione alla società, ai tifosi, una soddisfazione che si meritavano i ragazzi per quello che hanno fatto in questi 5 mesi e in tutto l'anno, direi anche prima di me. Quindi c'è grande rammarico, i ragazzi hanno comunque dato tutto, i playoff sono particolari perché decidono gli episodi. Noi abbiamo avuto 3 palle gol nel primo tempo che non abbiamo concretizzato, nitide, è una squadra che non te le concede di solito, quindi dovevamo far gol. Poi nel secondo tempo i ritmi comunque erano anche bassi per il caldo, il primo caldo che abbiamo sofferto. È venuta questa punizione e lì ci siamo un po' disuniti, abbiamo cercato di pareggiare, potevamo essere più lucidi, io compreso, però è andata così. Senti, il futuro? Il futuro non lo so, io mi ero concentrato tanto sul campo, quindi adesso la società farà le sue valutazioni, vedremo, ne parleremo, vedremo. Mister, seconda vittoria su 2 partite al Mecchia, però stavolta c'è una dedica speciale per questo 0-3. Sì, sicuramente è mancata una persona importante della società, sono Giorgio Zamengo, che è una persona storica della Robeganese, quindi la dedica va strettamente a lui e speriamo che da lassù insomma, possa gioire come ha sempre fatto per la Robeganese. E quindi siamo contenti, oltre per questa dedica, per la prestazione, per la gestione della gara. Siamo venuti qua sapendo che dovevamo provare a vincere nei 120 minuti, non eravamo al massimo dal punto di vista della condizione fisica per una serie di motivi, abbiamo perso delle pedine importanti nel finale di campionato e quindi diventava un po' difficile mantenere sempre quegli equilibri che lentamente si costruiscono in una rosa, però quando si ha una risposta del gruppo, del collettivo come oggi, un allenatore penso possa essere orgoglioso. E servono o non servono questi playoff, penso che quando si confronta all'interno del rettangolo di gioco ci sia sempre l'orgoglio, il cuore e quindi si voglia sempre fare bella figura e oggi la Robeganese ha dimostrato questo. Penso che abbia fatto una partita buona, avevamo puntato per non prendere gol nel primo tempo e giocarcela tutta nel secondo ed è così è stato, siamo riusciti a dare vantaggio, a trovare il secondo gol nel momento giusto, nel terzo nel chiuderla, quindi io dico una partita perfetta nel senso che abbiamo fatto quello che avevo chiesto alla squadra e quello che dovevamo fare. Oggi ripeto siamo stati bravi, vedremo domenica, andremo a Spinea a provare a fare la nostra gara, finisca come finisca, io sono orgoglioso del rendimento per noi aver centrato i playoff, penso siamo stati l'unica squadra in promozione nei 2 anni a aver centrato questo obiettivo. Sono contento, ripeto, bravi loro, brava la società, bravi tutti e speriamo di chiudere con una prestazione importante, a prescindere dal risultato come va la domenica, a prescindere come vada, ripeto, di chiudere bene questa stagione, questa è seconda stagione Robegano importante. Ecco. I playoff di promozione hanno visto il primo round andare al San Gaetano 2-1 sul team biancorossi, mentre è finita in parità sul risultato d'occhiali la sfida tra Union Sile e Plavis. In prima categoria sarà il Marcon che ha fermato per 1-1 il Badoere ad affrontare la Milanese in finale playoff. In seconda categoria vi era invece in programma la sola sfida play-out tra Taglio Veneto e Gruaro. Si sono imposti Granata per 1-0 grazie ad un gol nella ripresa di Kevin Pasutto. Domenica in ritorno con i gruaresi decisi a giocarsi ogni carta a propria disposizione per capovolgere il risultato.
Infine in terza categoria il Meolo ha confermato l'ottimo momento che lo ha portato ad un finale di stagione in crescendo, culminato anche con la conquista del trofeo Veneto Orientale, andando a vincere in casa dell'Aronese per 2-1. In finale vi sarà la rivincita proprio dell'ultimo atto di Coppa con la Sangiorgese. Si giocherà questa volta in Rivalivenza. Nel basket la festa è tutta del Concordia. In Rivallemene le biancorosse schiantano Treviso anche in gara 2, potendo così brindare alla permanenza in Serie B. Rispetto a gara 1 le trevigiane hanno visto i recuperi delle infortunate Berarda e Speranzoni, ma i due pur importanti rientri non sono bastati a cambiare il corso della drammatica sfida play-out. Una partita giocata a punto per i primi 2 quarti, quindi al ritorno in campo dopo l'intervallo lungo le concordiesi cambiano marcia grazie ad una difesa ancor più aggressiva. Trascinate da Tonutti, 15 punti, e Flori, 13, creano il break vincente, andando all'ultimo quarto in vantaggio di 9 lunghezze sul 45-36. Il match sembra già in cassaforte quando toccano il più 11 sul 49-38, ma le biancorosse, tradite dalla paura di vincere, non riescono più a segnare per ben 7 minuti, dando modo alle trevigiane di riaprire la partita sul 51-48, salvo poi riprendere in mano la situazione ed assestare i colpi del definitivo KO a Treviso. Non vi è dubbio che le concordiesi hanno compiuto un autentico miracolo al termine di una regular season alquanto sofferta che le aveva viste chiudere all'ultimo posto. Allora coach, è andata, siamo adesso a festeggiare, diciamo alla grande, una vittoria comunque che alla fine, all'inizio dell'ultimo quarto sembrava in cassaforte, ma invece è stata alquanto sofferta. Ma noi siamo così, siamo stato l'anno così, però almeno rispetto a alcune partite non abbiamo mollato alla fine, abbiamo giocato, poi forse non è mai stata veramente a rischio, a parte venuto alla fine quando sono arrivati a 3 punti con la palla in mano, però loro facevano attacchi molto difficoltosi. E noi abbiamo avuto delle percentuali di tiro che ci penalizzano, specialmente nei nostri 2 migliori realizzatori, che una non ha fatto nessun canestro al campo e l'altra ha sbagliato molto, quindi i 2 nostri migliori realizzatori ci hanno un po' mancati, ma però abbiamo fatto una grande presa di squadra in difesa. Diciamo pure, è stato un miracolo. Boh, sì, noi all'inizio dell'anno ti avevo detto che era il mio obiettivo era, il mio triplete era far migliorare i giovani e salvarsi. I giovani sono migliorati e questo c'è un riconoscimento che anche i genitori e chi viene a vedere dall'inizio lo vede, e poi alla fine ci siamo salvati sul campo facendo anche un bel finale di stagione malgrado un solo allenamento. Questo è veramente quasi incredibile, insomma. Ecco, questo qua è un problema che la società ovviamente dovrà valutare in maniera approfondita per la prossima stagione, perché quest'anno appunto è stato fatto un miracolo, il prossimo anno chissà. Guarda, io sono dal 76 che alleno, ho vinto parecchi campionati, non so quanti, ma tra giovanili e senior ne ho vinti parecchi. Devo dirti, questo è quello che mi ha dato più soddisfazione, perché era una missione veramente impossibile, cioè con l'allenamento sarebbe neanche per me percorribile, perché è un dispendio di energie, una difficoltà nel fare allenamenti, perché in un allenamento devi fare tutto e tutto non è fattibile, lo fai male o fai alcune cose. Alla fine abbiamo fatto delle scelte tattiche che ci hanno pagato molto, però siamo stati così a concentrarci solo su quello, togliendo altre cose che avremmo voluto fare che non siamo riusciti a fare, ecco. In D maschile invece nel penultimo turno della pool promozione la pallacanestro Portogruaro si è imposta sul CUS Trieste per 77-57, congedandosi nel modo migliore dal proprio pubblico. Prima parte di gara in equilibrio con i Granata che hanno chiuso l'incontro al rientro dagli spogliatoi piazzando un parziale devastante di 24-7, divario successivamente controllato nell'ultimo periodo sino alla sirena finale. Ultima partita che non aveva molto da dire e che comunque Portogruaro ha giocato con il massimo impegno. Di questo devo dar merito ai ragazzi e ai coach, perché è stato affrontato questa partita e tutto l'intero campionato con un piglio che mi è piaciuto molto, molto seri. I ragazzi si sono impegnati e questa partita lo testimonia, la larga vittoria su una squadra che comunque non aveva più nulla da chiedere al campionato, ma che è di buona levatura. L'andamento dei playoff è stato molto buono, forse ci siamo classificati secondi o terzi in una classifica che ovviamente riguarda solo i playoff, ma questo testimonia l'impegno dei ragazzi e che forse verso il finire della stagione gli insegnamenti del coach Nicola Ostan sono stati assimilati dalla squadra, che
oltre al di là dei risultati ha mostrato un gioco molto più vivace, molto più fatto di intese fra i reparti. Mi sono piaciuti molto, rinnovo i complimenti a tutto il roster e a tutti i coach e chi ha lavorato dietro le quinte. Complimenti ragazzi. Diciamo quindi che le fondamenta per la prossima stagione sono già state gettate. Sì, le fondamenta sono gettate, noi continuiamo con la nostra filosofia che è quella dell'inserimento dei ragazzi. In questa partita e nelle ultime partite il nostro pubblico ha potuto apprezzare anche l'inserimento di alcuni 2001 che saranno poi il motivo anche uno di crescita dei giocatori stessi, ma poi anche del nostro approccio alle categorie seniors. Quindi il fatto di fare esperienza, di far fare esperienza a questi giocatori che militeranno nel loro campionato di Under 18, però metteranno piede in campo anche in Serie D, perché sono giovani di buone speranze. Abbiamo visto Lessing, abbiamo visto Faurlin, abbiamo visto Defendi e spero di non lasciarne indietro nessun altro, ma comunque tutti giocatori molto interessanti. Ma Portogruaro era impegnata in quest'ultimo fine settimana anche nella finale regionale Under 15 disputata a Monfalcone, un quadrangolare con Servolana, Tolmezzo e Dom Gorizia. I giovani portoguaresi, scesi in campo per l'ultima volta rappresentando il BVO, consorzio del quale il club dell'Emene uscirà dalla prossima stagione, si sono imposti con la Servolana per 57-55 e 78-50 contro il Mezzo. Nell'ultima sfida contro la Forte Gorizia, Portogruaro si è inchinato per 57-41, perdendo così l'unica partita nell'arco dell'intera stagione, che però ha consegnato il titolo regionale agli isontini. Portogruaro chiude al secondo posto. Sì, abbiamo ottenuto un risultato veramente importante, ne siamo molto felici. Questa squadra è partita forse un po' in sordina, nel senso che non sapevamo bene quale fosse la loro capacità, la loro dimensione, e via via sotto la guida del coach Bergamo ha acquisito sicurezza, sono venuti fuori alcuni giocatori e il risultato finale, quello diciamo del secondo posto in regione, ci premia. Obiettivamente Gorizia è un gradino sopra noi in questo momento, ma noi lavoreremo ancora per arrivare a pari e magari superarli nelle annate prossime. Il gruppo è molto coeso, è molto buono, è stato ben guidato sia da coach Bergamo inizialmente e poi da coach Misuraka, che è subentrato verso la fine della stagione. Diciamo che sono le ultime uscite con il marchio BVO. C'è una novità per la prossima stagione e voi avete deciso appunto di abbandonare questo consorzio. Ma c'è stata una rivoluzione, nel senso che noi siamo usciti dall'accordo BVO. Diciamo che la relazione fra i presidenti è sempre stata all'insegna della trasparenza e della visione comune. C'erano delle cose da sistemare che hanno trovato una semplice divergenza di vedute, quindi noi siamo usciti. La cosa che è più importante, che abbiamo messo subito in chiaro e che deve essere anche per il proseguio, è il fatto di tenere i ragazzi al centro della nostra attenzione, quindi qualsiasi scelta che possa essere politica o di altro genere sarà sempre seconda all'importanza del progetto per i ragazzi, del futuro dei ragazzi, ovviamente sportivo ma anche di crescita personale. Quindi voglio tranquillizzare tutti quanti i genitori e comunque le strutture impegnate nel nostro sodalizio, perché baderemo sempre e comunque principalmente all'interesse dei ragazzi. E comunque diciamo che a livello programmatico voi state già avviando qualche trattativa con altre società limitrofe. Ma questo era già iniziato l'anno scorso, nel senso che per affinità diciamo di filosofia abbiamo sempre strizzato l'occhio a Balonsesto, quindi a Sesto Arreghena, abbiamo sempre collaborato con Villotta e certamente il futuro non ci vedrà privi di questi tipi di rapporti e di collaborazioni. Con loro lavoriamo diciamo in una coesione territoriale e anche appunto, come accennavo prima, di condivisione del modo di intendere lo sport e la pallacanestro nel particolare. Quindi
continueremo non da soli, continueremo con altri sodalizi vicini che vedono la pallacanestro, lo sport giovanile come lo vediamo noi. A chiusura dell'annata approfitto per inoltrare un messaggio a tutti i nostri tesserati, ma anche ai tesserati delle altre squadre del BVO che hanno militato nelle nostre squadre e anche quelli che non hanno militato nelle nostre squadre. Per l'ultimo appuntamento di fine anno, domenica 28 maggio, ci sarà la grigliata tutti assieme dal mini basket alla Serie D, tutti assieme a Villa Mainardi a Cordovado, ore 12:30, e vi aspettiamo per una grande festa. Intanto a Caore si stanno gettando le basi per la prossima stagione. Il team manager Mino Zago, dopo 8 anni di militanza in riva all'Adriatico, ha rassegnato le dimissioni, anche se il presidente Massimo Corbetta sta cercando ogni strada per farlo desistere. Dal futuro di Zago dipenderà direttamente anche quello di coach Ferraboschi, corteggiato da più di una società. Teoricamente il Caore del prossimo campionato dovrebbe guardare più in casa propria, cercando di valorizzare quei giovani del vivaio che quest'anno sono rimasti ai margini della C-Gold, affiancandoli nelle rotazioni a non più di 8 senior. Il presidente Corbetta punta a riconfermare una buona parte del roster della stagione appena conclusa, ma ovviamente tutto sarà più chiaro tra un paio di settimane. Restando il C-Gold, tra Oderzo e Jesolo si andrà a gara 3. I litorani hanno vinto 59-55 al Pallacornaro, rispondendo agli Opitergini che si erano aggiudicati gara 1 per 69-63. Domenica a Oderzo la Bella con in palio la Serie B. Siamo nati, cresciuti, diventati grandi. In 25 anni ne abbiamo fatta di strada assieme, adesso come allora seguendovi sempre con qualità e competenza. Da GP Auto trovi una vasta gamma di veicoli industriali, auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto, in provincia di Pordenone, a Villotta di Chions, in via Maestri del Lavoro vicino all'uscita autostradale A28. Telefono 0434 6305 60. GP Auto, in strada verso il futuro. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Totaviaggi ti propone 9 giorni e 7 notti in Madagascar, in viaggio di gruppo a sole 1.490 euro. Trattamento soft all inclusive, barca gratuita per l'isola di Sakatia con escursioni e avvistamento balene. Prenotazioni entro il 30 aprile, partenza il 16 ottobre con volo da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. Il mare nel piatto in un'oasi incantevole. A Villotta di Chions, ristorante Adriatico, il posto giusto per festeggiare il vostro evento ad un prezzo davvero vantaggioso. Lasciati tentare dalle prelibatezze del nostro chef a base di pesce freschissimo e carne. Ristorante Adriatico e anche pizzeria. È il luogo ideale per una cena romantica, un meeting di lavoro, per il tuo pranzo di nozze. Ristorante Adriatico, un magico incontro di gusto ed emozioni, in via Cadore 10, a Villotta di Chions. Lo sport concordiese è in primo piano anche nel volley. A distanza di 22 anni dall'ultima volta, la Pallavolo Concordia è ritornata in Serie D femminile.
Una vittoria oltremodo sofferta, festeggiata proprio all'ultima giornata dopo un interminabile testa a testa con il Volley Clodia, caduto in casa con il Bissuola, e per questo resa ancora più bella. La conquista del volley regionale è il frutto di un progetto di crescita ben preciso che la dirigenza ha voluto incentrato su atlete pallavolisticamente formatesi nel settore giovanile concordiese, ed è questo il valore aggiunto del trionfo biancorosso di un gruppo che esprime con orgoglio la pallavolo del territorio dell'Emene. Concordia vi arriva con qualche anno di ritardo dopo aver visto sfumare per un'inezia il salto di categoria nelle ultime stagioni. Possiamo urlarlo adesso che finalmente siamo in Serie D, dopo 3 anni ci siamo arrivati a un passo, l'anno scorso addirittura per una partita persa in più rispetto ai nostri avversari con cui siamo arrivati a pari punti. Quest'anno invece ce l'abbiamo fatta, è veramente una cosa indescrivibile, soprattutto per me che sono qua da 8 anni con questo obiettivo. Finalmente posso sorridere anch'io insieme ai dirigenti per questa piccola impresa che abbiamo fatto, visto che comunque la Serie D mancava a Concordia da 22 anni. Una vittoria costruita dove? Una vittoria costruita sicuramente in palestra, sicuramente costruita settimana dopo settimana, allenamento dopo allenamento, perché ricordiamoci che noi abbiamo 5 under 18 in squadra, di cui 3 giocano costantemente nel sestetto base. Non è stato facile, anche perché abbiamo dovuto ricostruire rispetto all'anno scorso, mancandoci 4 ragazzi, di cui 3 titolari. Non è stato facile. Sinceramente anche i presupposti non erano quelli di dire ce la facciamo sicuramente, però abbiamo iniziato a crederci dopo Natale, eravamo in ballo e abbiamo continuato a lavorare duro, soprattutto le ragazze, perché alla fine sono loro che vanno in campo, e ce l'abbiamo fatta, siamo tutti felicissimi di questo. Finalmente è una cosa che io personalmente aspiro da tantissimi anni, e poi la mia collega è capitana, un po' più giovane, un po' meno, però finalmente è Serie D, possiamo proprio dirlo. Diciamo che c'è stato più o meno fino a metà campionato una situazione di tranquillità. Poi ci siamo, lasciati andare dopo le feste, ecco, e però secondo me ce la siamo guadagnata sul campo questa Serie D, nonostante abbiamo finito con una giornata di anticipo questo campionato e dovevamo aspettare che tutte le altre squadre finissero di giocare, però io penso che ce la siamo guadagnata sul campo. Ecco, forse una gioia che è stata un po' smorzata da questo vostro anticipare l'impegno. Era più bello magari festeggiare tutte sul campo. Beh, certo, sarebbe stato forse diverso vincere la partita sul campo e quindi guadagnarcela in palestra, però è stata comunque un'emozione. Infatti eravamo insieme, abbiamo atteso tutte quante con ansia e alla fine abbiamo gioito e abbiamo fatto festa. E allora 22 anni dopo siamo nuovamente in Serie D. Sì, è stata un'attesa molto lunga, in questi 22 anni comunque abbiamo lavorato molto, siamo ripartiti da zero, abbiamo ricominciato dalla terza divisione, pian pianino siamo saliti, siamo riscesi dalla prima alla seconda per un anno, poi stabilizzati in prima divisione, e per il terzo anno consecutivo abbiamo tentato seriamente poi la risalita in Serie D. 2 anni fa siamo arrivati terzi, l'anno scorso anche, però pari punti con la seconda, e abbiamo perso la promozione per una vittoria in meno. Quest'anno si rischiava fortemente di arrivare nuovamente a pari punti con la seconda e perdere per quoziente 7, cosa che per fortuna non è avvenuta. Siamo riusciti a arrivare secondi con 2 punti di vantaggio sul Clodia. Senti, una promozione vinta sul campo, nonostante che sappiamo lo scorso anno abbiate anche avuto la possibilità di acquistare i titoli sportivi di una categoria superiore, comunque insomma vincerla sul campo è tutta un'altra cosa. Assolutamente sì, devo dire che non ci siamo neanche impegnati più di tanto di cercare la categoria appunto regionale acquistandola, ma volevamo riprovarci con una squadra tra l'altro molto ringiovanita rispetto all'anno precedente, ma conquistarla sul campo è tutta un'altra cosa. È una regola che purtroppo esiste, non so se in altri sport è possibile questa cosa, però la abolirei volentieri, perché è giusto conquistarla sul campo, non privilegiare solo società che magari hanno maggiori possibilità economiche di altre.
Lo ricordiamo, insomma, una squadra che è incentrata esclusivamente sul settore giovanile. Sì, assolutamente. Su 15 ragazze che avevamo di questo gruppo, ben 13 erano tirate su dal nostro settore giovanile e un'altra che ormai da diversi anni con noi. Avevamo solo una ragazza in prestito da un'altra società, per cui la soddisfazione è sicuramente doppia. Intanto in Serie C maschile la Pallavolo Portoguaro si appresta ad affrontare la seconda fase dei play-off per la promozione in Serie B, una doppia sfida con i padovani del Volley Eagles Vergati, usciti vincitori dal girone di qualificazione. Si tratta di una squadra di indubbio valore, finita nella stagione regolare al secondo posto del girone A. I portoguaresi ci credono, potendo anche contare su gara 2 al Palalovisa. Sabato dunque andate in quel di Mestrino con l'obiettivo dichiarato di provare a vincere, ma dove eventualmente sarà fondamentale anche non uscire dal campo a mani vuote in fatto di set. E chiudiamo questo nostro appuntamento settimanale parlando di atletica. Siamo nella pista di Concordia, ma abbiamo un atleta dell'Atletica San Vitese. Siamo con Giorgia Bellinazzi, che però è portoguarese doc ed è anche la vice campionessa italiana dei 200 metri indoor categoria allievi, sì. Giusto? Sì, giusto. Hai ottenuto anche in pista all'esterno dei risultati importanti ultimamente? Sì, dei risultati abbastanza soddisfacenti per me, perché ho fatto ultimamente 3 personali nei 100, 200 e 400 metri, e anche se io sono più specializzata nei 100 e nei 200, però comunque nei 400 ho ottenuto un risultato abbastanza buono, nei 100 e nei 200 comunque bene, ho fatto, per chi se ne intende, non so se tutti possano capire come tempi a cosa corrispondono, comunque 12 secondi e 26 nei 100 e 25 e 30 nei 200, che comunque sono tempi che permettono di restare più o meno intorno alle prime 10 in Italia, e quindi sono dei tempi che mi lasciano anche ben sperare, quindi spero che di continuare a migliorare. Da quanti anni pratichi l'atletica? Questo è il 6º anno di atletica. Inizialmente facevo un po' di tutto e poi dopo mi sono specializzata in velocità, appunto. Ecco, non essendoci state società qui nel portoguarese, come ti sei avvicinata? Allora, inizialmente facevo, diciamo, delle attività sportive che abbracciavano tutti gli sport con la mia professoressa di ginnastica delle elementari. Poi da lì ho iniziato anche a capire che mi piaceva appunto la corsa in modo particolare, e quindi chiedendo ad una mia conoscente che già faceva atletica presso la San Vitese mi sono informata e quindi ho iniziato, e chiaramente all'inizio era anche un po', diciamo, un esperimento, comunque una prova per vedere se mi piaceva, anche perché avevo 11 anni, quindi non ero sicura che fosse lo sport giusto per me. Poi comunque impegnandomi e continuando ho iniziato anche a vedere qualche risultato, e quindi ho deciso di continuare, e sì, alla fine è diventata una vera e propria passione. Abbiamo detto personali realizzati di recente, i tuoi prossimi obiettivi? Allora, ci sarà una rappresentativa regionale a Bressanone, anche se chiaramente per quelle bisogna aspettare sempre le convocazioni, e quindi eventualmente spero di fare bene anche una volta in quella gara. E poi un altro appuntamento importante è a fine mese, a fine giugno, a Rieti, quindi in Lazio, che abbiamo i campionati italiani di categoria allievi, e quindi anche lì spero di fare bene, perché chiaramente le gare più importanti sono anche quelle dove si ha maggior visibilità, e quindi è importante mettersi in luce proprio in quelle gare, oltre che ovviamente fare personali anche in gare magari con un'eco mediatica minore. Senti, uno dei tuoi obiettivi potrebbe essere, e anzi sono sicuro che lo sarà sicuramente, quello di entrare un giorno, magari se sarà possibile, a far parte dei gruppi sportivi delle forze armate. Beh, quello sarebbe, penso che sia il sogno per tutti quelli che praticano atletica, e quello di poter fare della propria passione un lavoro. E poi però chiaramente è molto difficile entrare, quindi uno spera sempre che tutto vada nel migliore dei modi.